Noi vorremmo il ritiro della candidatura di Milano-Cortina delle Olimpiadi 2026. Non sono le Olimpiadi necessarie per lo sviluppo e per il ripristino del territorio, soprattutto in provincia di Belluno. La posizione è chiara e arriva in modo trasversale dal Partito Rifondazione Comunista, che lancia sia in Veneto sia in Lombardia una campagna informativa contro la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Invernali 2026. Spreco di soldi, danni al territorio, titola il volantino in distribuzione, contro la filosofia dei giochi low cost del Comitato Olimpico. Per quanto riguarda Torino, il preventivo di spesa era di 500 milioni e poi se ne sono spesi 3 miliardi e mezzo di euro. La gran parte dei siti che erano stati indicati come probabili siti per le Olimpiadi hanno ritirato la loro candidatura. Mi pare che questo sia sufficiente a spiegare il perché questo evento, insomma, alla fine è un evento che porti a spese inutili e poi lasci anche delle opere molto spesso inutili nel territorio. Il pensiero va al maltempo, all'emergenza dei boschi da pulire, ai cittadini bellunesi, secondo il partito, non adeguatamente informati. Aperti per questo un blog e una pagina Facebook. La candidatura è ormai instradata, ma per Rifondazione Comunista si potrebbe ancora cambiare strada.